Liseo i veve dita alla femmine che i veve risuscitati il fi, chiappiti su e va via di chi, con la tua fame, e fermiti là che tu podaras, tal forest, parce che il Signor alla clamade la carestie, ansit e stabiel rivant sulla regione, par 7 anni. La femmine si chiappa su e fasè ciò che veve dit l'uomo di Dio, e partì, e la sua famè, e si sistemà per 7 anni tetiere dai Filisteos. Spirati 7 anni, la femmine è tornata in Daur, detiere dai Filisteos, e si presentà dal re a pratindi la sua robe e il suo chiamp. Il re, al steve resonant con Gecazi, il famei dall'uomo di Dio, e gli diseve: contimi tutti questi grandi robis che l'ha fatto Liseo. E che l'altri i contave al re de resurrezione dal frutto muart, quanche giuste la femmine che Liseo aveva risuscitato il fi, si presentà a reclamare dal re la sua chiesa e il suo chiamp. Dis al Gecazi: Signor re, ve chi la femmine e ve chi so fe che Eliseo lo ha risuscitato? Il re all'interpellà la femmine, che i contà dot pont per pont. Allora il re gli regalà un chiastrato con quest'ordine: torni tutte la sua robe e dot c'è che l'ha buttato il chiamp de dì che alla sa della tiere fin tremai cumò. Liseo alle a Damasc, il re di Aram Ben Hadad aliere malat, e diserin: l'uomo di Dio alle arrivato finché di no. Allora il re gli dise a Cazael: chiol su un regalo e presentiti denandi lui, e mediante lui interpelle il Signor per sapere se arriverai a riscattarmi di queste malattie che hai. Cazael alle denandi Eliseo e i portà in regal tutto c'è caliere di miei a Damasc, un chiame di 40 camei. All'arrivà e restanti in pins da fronte di lui, gli disse: tu fi Ben Hadad, re di Aram, mi ha mandato a domandati: vuoi sarai io di queste malattie qua intormi? Eliseo gli rispondè: va e disi, tu puoi svuarì, ma il Signore mi ha mostrato che murarà di sicuro. Da spo la muse è diventata dura e il voli al diventà fer per un bel piec, e l'uomo di Dio si mette a vai. Dis a Cazael: perché povai al el mio paron? A rispondè Eliseo: a lei cosai tutto il mal che tu fasaras a Israeliti. Tu daras fuc ai lor fortins, tu maciaràs a son di spade i sei guerriers pui valoros, tu sfracaiaràs i lor canais, tu sbudielaràs lis lor feminis caspetin. Dis al Cazael: ma c'esa il tuo famei, c'è mud mai podaresi al che stian fa queste grandi robe? Eliseo gli rispondè: in tune visione dal Signor ti hai veduto re di Aram. Cazael allassà Eliseo e al tornare dal suo paron che gli domandà: c'è ti hai al dit Eliseo? Gli rispondè: mi ha dit che tu puoi disportate fur. Tal indoman al chiolè une cuviarte le imbombà di aghe e gli slarghià su pemuse. Ben Hadad al morì e Cazael al regnà in pen di lui.
Tal quintan di Joram, figlio di Acab, re di Israele, al diventare re di Giude, Joram, figlio di Giosafat. Aveva 32 anni quando al montassù e regnà a Gerusalemme per 20 anni. Si comportà precisi identici dal re di Israele, come che aveva fatto la chiesa di Acab, stant che aveva chiolto une femmine de chiese di Acab e al faseve robis che displasevin al Signor. Con tutto aquel, il Signor non voleva fare finire con Giude in grazie dal suo famei David, se ont la promessa che aveva fatte di lasciare sempre un lampione denanti di lui. So di lui Edom si sfranchiò de paronanze di Giude e si scelge un re. Joram al passaggio e con tutti i suoi chiari. Alieva vie pegnot e al sfondà la rie dai endomis che lo cerclavin, insieme coi comandanti dai chiari, la ente stiampate sostendis. E così Edom si sfranchiò de paronanze di Giude fin in dì di Ue. In quel frattempo anche Libne si rivoltà. Il resto delle storie di Joram, doce Calafat, non è al scritto dal libro dai Anai dai res di Giude. Joram si indormidì via coi suoi vons e lu sotterrarin coi sei vons de città di David. Sofì Acazie a regnà in pen di lui. Tal 12° anno di Joram, figlio di Acab, re di Israele, al diventare re di Giude Acazie, figlio di Joram. Acazie aveva 22 anni quando al montassù e a regnà un anno a Gerusalemme. Somari aveva non Atalie, figlia di Omri, re di Israele. Al simiotà la condotta de famè di Acab e al faseve robis che il Signor non può sopportalis, precis de famè di Acab, che erano imparentati. Allè con Joram, figlio di Acab, per combatti Cazael, re di Aram, a Ramot di Galaad. Ma gli arameos e feririn Joram. Il re Joram al tornà a Israele per farsi medealis feridis che aveva chiappato a Ramot. Quanche al taccabe Cazael, re di Aram, e Acazie, figlio di Joram, re di Giude. Aleiu a Israele a chiattà Joram, figlio di Acab, calpenave.